scoperto, che si tratta di un personaggio del teatro popolare di figura, quindi un personaggio popolare. E ovviamente, essendo un personaggio popolare, ha molta affinità con le canzoni popolari. Quindi ho scelto di invitare qui stasera con noi Fabrizio Cattaneo, che è un grande conoscitore delle canzoni di Gioppino, così come conoscitore del dialetto bergamasco. Fabrizio Cattaneo, che è un personaggio importantissimo per quel che riguarda le tradizioni popolari, perché è il vicepresidente mondiale IOV sezione Italia e presidente nazionale della FITP, credo, o vicepresidente, insomma, io so che è un plurititolato e quindi mi fa veramente piacere averlo tra noi, ma mi pare che non sia ancora arrivato, o sbaglio io che non lo vedo? Ci siamo. Ci siamo, eccoli, eccoli, Fabrizio e Ida, che è ovviamente la nostra Margì, la sua Margì per la verità, se lui è Gioppino, lei è la sua Margì, e sono veramente felice di averli con noi. Loro ci proporranno dei canti della tradizione bergamasca e io chiedo a Fabrizio già da ora i testi migliori, tu passameli che io li mando a loro poi e vediamo di vederli proprio dal punto di vista grammaticale. Oppure dimmi dove li trovo. Che poi, ecco, io te li mando volentieri, però tieni presente che buona parte delle nostre trascrizioni sono riprese dai canti orali, perché chiaramente la tradizione è orale, e poi io le scrivo insomma un po' come mi viene. Quindi non... Va bene, stai tranquillo che poi li sistemiamo noi, preoccupes niente. Va bene, allora a questo punto noi la volta scorsa abbiamo parlato di Gioppino, lo guardiamo nel suo costume meraviglioso, riesci a farti vedere bene? Ah, vedere la sera? Siete che riesce. Sì. Allora, questo è il... Ah no, pensavo ci facessi vedere il di dietro. No, che volevo andare un po' più indietro, eccoci qua. Eccoli, meravigliosi. La nostra Margì col suo busto, con la camisa, che era l'indumento che le nostre nonne non si toglievano mai, nemmeno durante le infusioni coniugali. Quindi la camisa la restava sempre su, sappiatelo. E con il passo del co, la bigarola, che forse ha anche la sacchella, ce l'hai? Non ce l'hai. Comunque, il più delle volte attaccata alla bigarola che era la sacchella, che non era un contenitore dei soldi, perché le donne i soldi non li portavano, ma era il contenitore della scatola del tabacco da fiuto, perché i doni, i vusma, come si dice. E invece il nostro Gioppino, che ha il suo cappello meraviglioso, il panciotto, o il fasciole del col, e dei pantaloni con un'apertura particolare. Riesci a farmi vedere l'apertura? No, l'apertura dei pantaloni, eccola lì, eccola lì. Appunto un'apertura particolare che serviva, immaginate a cosa. Va bene, comunque era fatta così. La pata. La pata, bravo, proprio la pata, che era proprio la pata. Perfetto. Cosa facciamo? Partite voi ragazzi? Noi siamo a vostra disposizione, se volete. Se vi facciamo una canzone, ma chi sceglie? Voi. Siamo liberi. Vabbè, allora pensiamo di qualcosa di semplice. Un brano naturalmente che è stato portato alla celebrità dal nostro grande Tito Prandi, che non possiamo dimenticare. Naturalmente. Molti pensarono che non ti sentiamo bene. Dico, molti pensavano che l'avesse scritto lui, ma poi in realtà non era scritto da Tito Prandi, ma è un brano simpatico intitolato Arda Bergen e parla un po' così delle bellezze della nostra città. Bene. Il canto della luna che
Io non ti sento. Se vuoi che ti faccio solo 2 strofe, fammi segno con la mano che io taglio. Sai che non ti sento, non ti sento. Non si sente? Io non sento bene, non so gli altri. Voi sentite bene? No, infatti. No, no. Non si sente. No, non sentiamo bene. Cosa possiamo fare? Posso dirvi che purtroppo l'audio, le canzoni sono abbastanza disturbate, cioè non parliamo di un sistema che funziona in alta fedeltà, capite? Ma noi sappiamo che Fabrizio è un esperto, quindi dai, facci sentire. Allora proviamo a fare la terza strofa. Dai. Però non ti sento, ma non ti sento neanche parlare. Ah, neanche la voce. La sento, vai e viene. Voi mi sentite bene? Sì. Sì. E noi sentiamo bene e purtroppo è un problema, per carità, senza voler, è un problema della linea, soprattutto di Fabrizio e Ida, che sicuramente non è molto prestante come linea. Ecco. Mi spiace, ma purtroppo non possiamo farci molto. Io la vedo piena. Cosa facciamo? Facciamo ancora un pezzettino? Dai. Sì, così certamente. ti sento bene. Fermi così. Ora si sente? Sì. Beh, allora fermi così, guarda che si muove. E allora andiamo per la terza strofa. Cara verde sopra che ne parla più bella che la tua storia dirà Guarda verde che Bravissimi, ma non vi sentiamo benissimo, porca miseria. È dura, ma io vi invito comunque a rimanere con noi anche quando non cantate. Perché? Perché io... Scusi, se Prego. posso darvi un consiglio, se loro hanno delle registrazioni su CD piuttosto che, allora le possiamo riprodurre, usiamo questo termine, tranquillamente durante il corso, e sicuramente con quelle non ci sono problemi proprio perché sono registrate con un sistema che non è il microfono del computer, ecco, il microfono del computer sicuramente va in saturazione, eccetera. Scusate questa intrusione. No, anzi, grazie.
No, grazie, va benissimo. Però al di là di questo io chiederei a Fabrizio e Ida di rimanere con noi indipendentemente dal fatto che stiano cantando o meno, perché loro sono degli esperti del dialetto bergamasco e io sarei molto felice che loro sentissero come voi parlate il dialetto bergamasco, perché sennò è una specie di esamino a sorpresa, è un esamino a sorpresa. Per esempio, andiamo a riprendere la nostra Marie che va a Catarde. Ve la ricordate? È la penultima, perché poi l'ultima, la Busta della Paga, la vediamo dopo. Chi ha voglia di farmi sentire Marie che va a Catarde in bergamasco? Super. Nessuno. Dai. Dove sono? I miei allievi sono scomparsi. Ardega. Dai, chi parte col Marie che va a Catarde e fa il narratore? Ci provo io, come sempre, faccio quella che apre l'apripista. Grandissima. Dai, Marisa, bravissima. Via. È Marisa lei, vero? Sì, esatto. Perfetto. Allora, aspetta. Mi sentite bene? Sì, è benissimo. Sì? Io sì. Sì. Ok. Allora, un attimo, riprendo la poesia. Ma chiediamo anche a Nicola di farcela condividere, dai. Questa volta. Poi la prossima volta mi attivo. Sì, la sto attivando. No, io ce l'ho un attimo comunque. solo. Io ce l'ho comunque. Allora, possiamo partire poi. Eccola qua. Grandissimo, grazie. Via. Ok, riprendo questa. Umarik va a Catarde. Terlik terloc in cimbalis, tire come baguette, oltone in versa yonders, finit ol sotriset, col mesto scanon boca al circa dendaca. Dopo trovar la porta, imbocciat la serradura, al pensa su un attimino. Un attimo, la scusa più sicura per imbonire la fomna, se in caso le amompe. Qualcuno, grazie, qualcuno che faccia il tone. Come dai? Dai. Che vede. Ma dai che hai detto char. Sarà Samonnana? Piano. Scusa. Oppure con una cibra sarà da len sotana. Poi morch mi raccomandi. Signora Demposò. Narratore. L'agnato calla crica, la fumma lense tu. Qualcuno che faccia la rosa? Provo io. Dai. Provo io. Dai. Porco, semiot, baraba, canaia e mascalsù, le mesanoche o ludro. E la chesta, l'ura de vegnacà. Avanti, tone. Zitto, che già si dorma. Te che su, lei fa. Scalmane mica in hotel. Te secca te fa mal. Poi quando zo fenesela. E ci passa il fresur. Rosa. Ma siete sicuri che doma che gabbie te sciopa? Te sciopa. Ma siete sicuri che doma che gabbie te sciopa? L'assemblée sta certo che mi sederà in domà. E adesso, kait fo e po mokkena, van lech o Libanu. Limbanu. E Gibraghe, come da po olgiche, destendi su la scagna insieme col gilet. Segnat al mac o eretec
e bagna miga so. Arda che smorse. Tony? Per me che foi una femadina. E allora dorme. Aspetta, cara la mia Rosina. Perché fai la catia? Sui mica il totonì? Me par che te la... Tune. non so. Me par che te l'antune. Me par che te l'antune. Cribio. Teghe i pefec. Tire de lato banda. Sta fermo un po' in del lecce. Lascia dormì chi dorma. Rampida de Rompida de cogliò. Rompida de coio. De cogliò. Di coio. Rottura di palle. Sì. Ed è come te fai? Spel fagna i complimenti. Piano, piano. La par finire che... Il par Il par fina. fina che i mulsine e te fa sui gran spaventi. Ma tonen dem. Ragionela. Go oltre de pensà. A pense che il Beppino al garot zamò i scarpine. Al Ricco e al Giacomì geva piove i braghine. Rampoin da sé e de là, De sa e de ma là. rampoin da sa e de là, ma i mossa ol tamborla. Tamborlà. Tamborla. La Esteri, la Carola, la Nina e me chi soy. Chi soi? Chi soy? Che sur- Gel sura al ten più i pons, che il sota me fa il boi. E te, a moments, per regola, te genia andos gna in fos. Arda la mia Rosì. In fine della settimana, gojos descritto il cotimo. Le proprio il tocca sana. Te do la besta entrega e seghe pense più. Per te una vela esta, contat de fava là, e per de calcerosa, sforada te tandà. Tone e i scarpette salde? Me detta che è ciao. Voi vede sempre bella, rosa, rusì, rosetta cara. Compande quando te siete voi una sceta, quando me bella strea te me fa aperto il co. Sregorde che girade sui mure in di stradelle, tacac, strenzic, sregordet, sempre guardando i stelle. Sui prat del conventi, todacio il prim basì. Egnel doca, Rosina, egli sto basì, tiret de preuve bellessa, danche il to bel buchi. Bambino, faccio io. Mamma, il PC! Ma copet, che proprio per momenti, Guarda chi è ses, recordet. lei notte pensa su, sia sel all'America, oltre a me il paga più. Mamma, il PC, il Vannana! Egli torment, so che... Bravi, bravi. Traduciamo. Turna Andrea. Narratore. Dove è la Marisa? Scomparsa. Ci sono, eccomi. Ecco. Allora, il marito che va a casa tardi. Terlic, terloc in cimbalis è un modo di dire. Certo. Un po' di qua e un po' di là. Giusto, posso dire così? Sì, sì, sì. Ciucco tradito in cimbalis. Tiret come baguette, tirato Gonfio. gonfio come Una zampogna. baguette, una zampogna. È la cornamusa Il tone bergamasca. Ricordatevi, Ok. il baguette è uno strumento nostro, è la cornamusa bergamasca, nata qui. Il tone verso le 11, finito di giocare al 3-7, con il mezzo toscano in bocca, cerca di andare a casa. Bene. Dopo aver trovato la porta e imboccato la serratura, si ferma e pensa un attimo. La scusa più sicura per rabbonire la moglie, in caso che fosse ancora in piedi. Tony. Madonna, c'è ancora accesa la luce?
sarà già a letto, oppure con in mano una ciabatta, sarà lì in sottana. Poveri morti, mi raccomando, signore, guardate un po' giù. Non hanno nemmeno toccato la serratura, che la moglie è lì che l'aspetta. È seduta sul letto. Guardate, scusatemi, mi fermo un secondo. Guardate com'è bella questa parola, ansetù. Noi in italiano, per dire che è seduta sul letto, ci mettiamo 3 o 4 parole, no? È a sedere sul letto, è appoggiata ai guanciali. In bergamasco è ansetù e abbiamo già capito. Avanti. La Rosa. Porco, scimmiotto, baraba, canaglia, barabba, canaglia, mascalzone, mezzanotte. È mezzanotte. È mezzanotte e ludro non so cosa vuol dire. Ludro è disgraziato. Delinquente. Disgraziato è quella l'ora di venire a casa. Fai silenzio, che i bambini dormono. Hai ragione, è uno sbaglio. Scalmane, non arrabbiarti inutilmente. Non arrabbiarti inutilmente. Sai che ti fa male. Poi copriti, smettila. Vuoi prendere il raffreddore? Ma tu vuoi... È difficile per me quello. Solo di... Che io debba scoppiare, lasciami là. Lasciala lì, sia certo che ci vediamo domani. Adesso sdraiati e... Spogliati. No. Adesso spogliati e smettila. Spogliati e smettila. Vai a letto. Fannullone, bimbanù. Fallunnone. Accomodi bene le braghe, accomodi anche la giacca, stendi sulla sedia insieme col gilet, fai il segno di croce eretico e non bagnare in terra. Spengo la luce, guarda che spengo. Fermati che faccio una fumatina. Allora dormi. Allora dormo. Aspetta, cara la mia Rosina, perché fai la cattiva? Non sono il tuo Antonino? Mi pare che mi stai imbrogliando. Sì, Telantune, che ci giri intorno. Cribbio. Hai i piedi freddi? Che piedi freddi che hai? Vai della tua banda, stai fermo un po' nel letto, lascia dormire chi dorma e non rompere. Non rompere, benissimo. Guardate che in bergamasco dire rompida de cogliò non è volgare, è per noi in italiano che dire rottura di palle è volgare. Per il bergamasco assolutamente no, rompida de cogliò è un modo come dire qualcuno che mi stanca. Non è così drammatico, ecco. Vedi come fai? Non si può farti neanche un complimento. Sembra anche che le coccole, le carezze, i complimenti... Sì, le dolcezze. Ti facciano un grande spavento. Mattone, dai, ragioniamo. Ragiona. Ho altro da pensare. Penso che il Beppino ha ancora rotto le scarpine. Ha già rotto le scarpine. Il Ricco e il Giacomì non vanno più bene le braghine. Rampogni. Di qua e di là. E poi non riesco a tradurre. Ma fanno vedere il di dietro. I Mossa mostrano il tamborlà, il di dietro, il culetto. La Esteri, la Carola, la Nina e io chi sono? Non va avanti. Non va avanti. Nicola si è
Defilato. Ah, eccolo qua. Quello sopra? Che sura il tegno più i punti. Non tengono più i punti. La parte sopra. La parte sotto, e quella sotto devo farla bollire. E tu a momenti per regola non hai né indosso né in fosso, cioè non hai niente da metterti. Ok. Guarda la mia rosina, alla fine della settimana devo giusto riscuotere il cottimo, è proprio un toccasana, ti do la busta intera e così non ci penso più. Per te una bella veste con tanto di... E così lo fa ballare in italiano. Il volante, la balza. E un paio di calze rosa bucate a tutto andare. Traforate. Tonne e le scarpe gialle. Metti dentro anche quelle e ciao. Voglio vederti sempre bella, rosa, rosina, rosetta cara, come quando eri ancora una bambina, una ragazza, quando mia bella strega mi hai fatto perdere la testa. Ti ricordi che girate sui muri, nelle stradine? Sulle mura, no, sui muri. Ah sì, certo. Non è che si arrampicava. Sì. Sulle mura, nelle stradine, attaccati, stretti, ti ricordi? Sempre guardando le stelle. Sui prati del conventino, ti ho dato il primo bacino, viene quindi Rosina, vieni questo bacino, vieni più vicino, bellezza, dammi quel tuo bel bocchino. Mamma, la pipì! Ma ucciditi, non hai proprio altri momenti? Guarda, che sono 6, ricordati. È inutile pensarci, se erano 7, era un'America, il tram non lo paghiamo più. Mamma, la pipì va dentro il letto. Vieni, tormento. Vengo, tormento. Vengo, tormento. Sono qui. Sono qui. Bravi, 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 bravi. Fabrizio, Ida, diteci. Sono stati bravi? Sì. Bravissimi. Bravissimi, vero? Io direi, Giusy, che mi sono sembrati un po' straniti. Sai che non ti sento, non ti sento. Non si sente? Adesso sì. Adesso sì. Mi sono sembrati un po' straniti sul discorso del baguette e siccome loro sono abituati con la baguette, io ho detto potrà anche la fa sentire. Ah certo, la baguette è il panino e invece questo è il baguette. Ma non si vede. Faccio suonare molto perché mi avete detto che non si sente. Non però... si sente. Però se tu ci dici come è fatto il baguette, dici come è fatto il baguette. Il baguette è fatto innanzitutto con una pelle di pecora, che è la baga, per quello che si chiama baguette da baga. Poi abbiamo è uno strumento normalmente utilizzato dai pastori, erano loro che chiaramente la baga, i pastori, le pecore, quindi in Bergamasca ci sono tanti ricercatori che hanno riscoperto lo strumento. Lo strumento è composto, diciamo, da 4 parti. Abbiamo detto ancora la pancia, due bordoni che portano una nota fissa e poi la pia, che sarebbe questa, che naturalmente la pia la si può suonare anche da sola e diventa praticamente una piva. Perfetto. E si utilizzava soprattutto nel periodo natalizio, vero?
Lo strumento è abbinato al periodo natalizio, però dobbiamo tenere presente che per i pastori questo era lo strumento che accompagnava le transumanze, era lo strumento che avevano, quindi veniva utilizzato tutto l'anno. Quando volevano far musica, questo era lo strumento, diciamo, che avevano, non c'era altro. Perfetto, ti ringraziamo molto per queste informazioni sul baguette. Benissimo. Allora, ti dico però chi erano le persone che hanno parlato con noi, che hanno tradotto il Marie che va a Catarde. Marisa, da dove chiama lei? Io chiamo da Bergamo, esattamente da Albano Sant'Alessandro. Perfetto, va bene. E quindi lei parla il bergamasco abbastanza bene, perché me l'hanno insegnato i miei nonni. perfetto, ma poi lo sente spesso qui. Sì, Poi sì. Michele invece chiama da? La Serina. Da Serina, perfetto. Sì. Ma la signora Nadia chiama da? Belgio. Dal Belgio, quindi bravissima, bravissima, Grazie. bravissima, davvero. Grazie. Allora, mi ha fatto molto piacere perché ci sono due personaggi importanti che hanno potuto giudicare, non soltanto io, che hanno potuto giudicare la vostra preparazione a questo punto. Sono veramente felice, bravi, siete stati bravi. Adesso io vi ho fatto avere una poesia nuova che è La busta della paga, vero? L'avete guardata? Sì. Adesso ve la leggo io, poi cerco volontari, va bene? Allora, Rosa, go che la busta con della quindesada. Io ogni tanto mi fermo e vi dico, per esempio, che un tempo non si riscuoteva il mensile, ma i soldi della paga si riscuotevano ogni 15 giorni. Quindi la quindesada è il pagamento di 15 giorni di lavoro. Teta, perché stavolta ho perso una giornata e adesso sta per certa mi sto per acqua bus. Tel se po a cotone chi sol ci va chi trota, mai alla tua minestra. Aspetta, che adesso la scota. Farete un po' polenta che se la sorerà. 2,80 cribio che bella braca. Con su le miga in fresa, me turna Andrea una taca, insieme alla busta ietance, ma i cala quanti in fondo. Tassa complementare, vecchiaia, associazione, i sindacati, la mutua, la disoccupazione, la furca e chi l'ampica, l'erario e che sui me, tassa tubercolotica è un 80%. Tone, te preghe, pientela, desmetela al momento. In fidi kunst serestel. 207 è gut. E adesso commence me tacche col formager, 72,50, 83 al forner, senza contare la cura di quando m'ha stoccato. Potan va mica mal, avanzamo ergotina. Desmet almeno, stupido fammiga ogni bretina, la legna, l'accia, la erdura ti porta io il maser, la luce, o il gas, la carne, o il carbù, la frittarola, sucre, caffè, saua, i liber per la scuola, o il fec, la mercantela, doi lasset o bacioc. Rosa, hai to soldi franze e mette bian busina. No è de mai palanche, nyan grepa, nyan farina. Casele fera, casele, stopa qua bus a te. E se che sceccia scuola i gadendà a cantà, denaccia al comitato de sciure al podestà, resa che la nina la restessa ca. Con chi po soldi franze, goto il tusco salì, con una galambanda precis del figurì, e per no fa più debe c'ho un fine in diti strazzi. Ma è un fo la ca, benone, coi tofi irlichinade, cante po a me qua a volte, coi bravi un po' sberlade. Quante se cioc te cante, fossura un po' ad espes. Entat, ansen di petole con tutto il to trasà, te sei una fonna inutile, buona gnammanesa, tutti infirlin firlorum, la paga e poi la ca. Fammi piacer te, basemel, se siamo ciò castura, te pare to sultano ma te femiga pura, te se ne si tu tone te crepere. Arda rusi, ma sciopa mai alla tua minestra. A goppia fam, sgiunfela de fuori della finestra, dimpio negota, mochela, so sgiunf come il balù. Perché non sbare subet o cande la Martina?
Skörtela che la lingua o te piante una papina. Kopen, po brusem, despeten, o rosto du landru. Ciapala quindi esadale proprio il gran piacere. Ogni 2 settimane srincors che sgamoer, ma che sta che è l'ultima, pos daga più me neghe. Ma neghe per macaco, ma scal sue barbel. Rispetta chi la tomba le lese l'oradel. E il necessario stupido te se la ciafa i solci. Trattate morci che il ciunfete le amo più bumarcato. Pos viga poi il diritto de mir impocicciato. Goi proprio il dede paga nega poco la sit. Tutte ste bale al ciunfete noie che i tomenade per vegna campo un cimbali se fa di sbambosade. Ma mette in me sorrico e te si fu lei durci. Torniamo indietro, la traduciamo. Grazie. Allora, la busta della paga. Arriva il Tone e dice: Rosa, ho qui la busta con dentro la quindicina. Tutta, perché questa volta non ho perso neanche una giornata e adesso stai certa che tapperemo qualche buco. E la Rosa risponde: lo sai, Tone, che i soldi vanno via al galoppo, il va chi trota. Mangia la tua minestra. Beh, aspetta che adesso scotta. Mettici un po' di polenta che così si raffredderà. Guardate che bella questa, scusatemi, guardate che bello questo verbo, sorà, che non vuol dire raffreddare, vuol dire diventare un po' meno calda, ma mantenere il tepore. Noi in italiano dobbiamo usare una frase lunghissima per dirlo. In bergamasco basta dire che la sorerà. 280 e 15, accidenti, che bel gruzzolo. Beh, non consolarti tanto in fretta, bisogna tornare indietro una tacca. In cima alla busta sono tanti, ma calano quando arrivano in fondo. Dunque, tassa complementare, la vecchiaia, l'associazione, i sindacati, la mutua, la disoccupazione, addirittura la forca per l'impiccato deve pagare il Tone, dice. L'erario e che altro so io. Una tassa tubercolotica e un altro tanto per cento. Tone, ti prego, piantala, smettila un momento. In fin dei conti cosa resta? 217 e qualcosa. E adesso comincio io. Attacco col salumiere, 72,50, 83 al fornaio, senza contare la coda di quanto non abbiamo saldato il conto. Anche qui guardate che bello questo verbo, stoccà, che vuol dire non aver pagato il conto. In italiano dobbiamo usare tutte queste parole, in bergamasco mastoccat. Beh, non andiamo tanto male, avanza ancora qualcosina. Smettila almeno, stupido, non farmi diventare bretina. Bretina è una tonalità di viola, vuol dire non farmi diventare livida, non mi lividire, non mi far arrabbiare. La legna, il latte, la verdura, te li porta il fattore? La luce, il gas, la carne, il carbone, la fruttivendola, lo zucchero, il caffè, il sapone, i libri per la scuola, l'affitto, la merciaia, dove li lasci, o sciocco, bacioc è il batacchio della campana, quello che non sa dove andare, sciocco. Rosa, e i tuoi soldi delle frange dove li metti? Nel salvadanaio? Mi fermo un attimo. Questa frase ci dice che anche la Rosa lavorava. Di solito le donne, le nostre nonne lavoravano in casa anche perché avevano tanti figli, nel loro caso 6 addirittura, però ce n'erano anche delle famiglie più numerose. Però le donne lavoravano anche come esterne per certi stabilimenti. Il fatto che il nostro Giuseppe Mazza nomini le frange ci fa pensare che la Rosa lavorasse per lo stabilimento di Coerte, che era uno stabilimento che c'era un tempo tra Borgo Palazzo e via Angelo Mai, più o meno dove c'è adesso all'incrocio con via Madonna della Neve, e dove si produceva biancheria per la casa, e le donne lavorando da esterne facevano delle cuciture o appunto facevano le frange e quindi portavano a casa tanto per riempire, no? In qualche modo per partecipare a quello che poteva essere il budget familiare, anche loro lavoravano da casa. E lui le domanda: ma li metti nel salvadanaio? Io non li vedo mai, non vedo mai palanche né in grano né in farina. Tirale fuori, tirale, e tappa qualche buco anche tu. E la Rosa risponde: tu lo sai che bambini a scuola devono andare a cantare davanti al comitato di signore e al podestà?
Vorresti che la Nina restasse a casa. Con quei pochi soldi delle frange le ho comprato un grembiulino con un fiocco in parte identico al figurino, e per non fare debiti ho persino venduto gli stracci. Ma è un fola ca, dice il Tone, mandami in rovina la casa, Benone, con le tue sciocchezze, canto anch'io qualche volta, con i pantaloni un po' rotti. Quando sei ubriaco canti, e addirittura piuttosto spesso, fossura. Per giunta, ecco. E intanto siamo nelle peste con tutto il tuo scialare. Sei una donna inutile, incapace di amministrare. Tutto va in firlin firlorum, è quasi è un latino maccheronico. La paga e anche la casa. Tutto a carte 48, tutto a catafascio, la paga e anche la casa. Fammi un piacere, dai. Questo è volgare in italiano, in bergamasco si dice correntemente: baciami il di dietro, baciamelo. Sei già ubriaco a quest'ora? Mi pari un sultano, ma non mi fai paura, sei nato un Tone e Tone morirai. Guarda Rosina, ma scoppia, ucciditi, mangia la tua minestra. Non ho più fame, buttala giù dalla finestra. Non dirmi più niente, smettila, sono gonfio come un pallone. Perché non scoppi subito, o can della Martina? Guardate questo can della Martina, per noi è della Martina, se andate a cercarlo nelle varie regioni d'Italia trovate per esempio che in Veneto si dice can dell'ostrega. Lo trovate, questo can è un po' un modo di, è un'interiezione. Accorciala quella lingua o ti do uno schiaffo. Uccidimi, poi bruciami, poi disfati di me, o rosto, rosto vuol dire razza, di Landru. Landru, lo sapete, era quel malvivente che aveva ucciso e ammazzato e bruciato i cadaveri di alcune donne, quindi loro lo sapevano. Prendere la quindicina è proprio un gran piacere. Ogni 2 settimane ci si accorge che si ha moglie, ma questa è l'ultima, non ce la faccio più, mi annego. Ma annegati pure, macaco, mascalzone e farfallone, barbel. Rispetta chi è sull'orlo della tomba. È necessario, stupido, prendersi la chiave e i soldi se vuoi andare ad annegarti. Tra tante morti, quel ciunfete, cioè il tuffo nell'acqua, è ancora il più a buon mercato. Posso pure avere il diritto di morire con un po' di vino indosso, in corpo. Devo proprio il giorno della paga annegare anche con la sete? E la Rosa risponde: tutte queste storie, il ciunfete, non sono che le tue storie per tornare a casa ubriaco e fare delle sciocchezze, chiama sbambosate le fusioni coniugali, ma io metto in mezzo il ricco e tu zufola pure ai tordi, cioè non avrai niente, andrai in bianco, caro Metone. Bene, vi è piaciuta? È bella, vero? È simpaticissima, questa è una delle più belle. Dai, partiamo, qualcuno che la vuole leggere al mio posto? A prima lettura? Nessuno. Posso cominciare io? Dai. Allora, Rosa, goché la busta con della quindesada, tutta perché stavolta ho perso una giornata e adesso sta por certa mi stopperà col bus. Rosa. Qualcuno dovrà prendere la donna. Sì, una donna. Dove sono le mie signore scomparse stasera? Se volete ci provo con... ecco, non sono molto allenata. Ok. Va bene. El se poac ottone, Poac. chi il sol ci va, anche. trota. Anche. Pianino, pianino. Del se poac ottone. Avanti. El se poac ottone, chi il sol ci va, chi trota, maia la tua minestra. Aspetta che adesso la scota. Fa detti un po' di polenta, che ser là
sorserà. La sorera. 295. Un momento, La pianino, sorera. pianino. Non vedo chi mi sta parlando. Chi è che sta leggendo? Aiuto. Non sono in condizioni presentabili. Ah, non fa niente. Dimmi solo chi sei, il nome. Sono Laura Gelmini da Casablanca, dal Marocco. Perfetto. Laura, va benissimo, vai piano. Un po' lontanuccia, eh? Ma va sì. bene, va bene. Vuol dire che non usa il bergamasco tutti i giorni. Va benissimo. No. Va bene, andiamo pianino. 290 e 280. 280 e 15. Mm. Cribio, che bella braca. Bene. Tony. Consulet migen fressa, me torna Andrea una tacca, insieme alla busta, e tance. Non ho visto lei, e tance, ma i cala quando chi è in fondo. Perfetto. Vediamo come li spende. Assa complementare, vecchiaia, associazione, i sindacati, la mutua, la disoccupazione, la furca chi la impicca, l'erario e che so in me, tassa tubercolotica e un 80%. Avanti. Un 80%. Tone, te preghe, piantela, desmetela un moment. In fin d'inconch, se restel. In fin di conch, se restel. In fin d'inconch, se restel. 200% e ergot. E adesso commence me. Tache col formager, 72 e 50. 83 al forner, senza contare la cua di quanto tocca. Cota, mal va mica mal. All'avanza muergutina. Desmet, almeno stupido, fammiga e bretina. La legna o l'ac, la erdura, ti portei il maser? Un maser? O il maser? La luce, o il gas, la carne, il carbù, la frittarola, soccer, caffè e saù. I liber por la scuola, o il fetch, la mercantela, doi lasset. Doi lasset? O il doi lasset, o bacioc. Rosa, e i sols de franze i mette via in busina. Noi de mana palanca. Nyan gre un po' nyan farina. Cassele fora, cassele. Stoppa qualche bus a te. Tel se che c'è a scuola i gaden da cantà, denacia al comitato di siure e al potestà, o reset che la lina, che la nina, o reset, che la nina, o reset che la nina ha la restetta ca, con poch solci di franze, con chi poc, pianino, oh mamma, con chi poc solci di franze, gotol tusco salì. Con dona gala in banda precis del figurì e per non fa più de bec on fina en dit aistras. Ma è un po' alla ca benone con i toffi lichinade cante po' a me quac volte coi braghe un po' sberlade. Cante se cioc, quante se cioc, te cante. Quando te se cioc, te cante. Fodensura, un po' ad espresso. Sì, cioè per giunta un po' anche spesso. Ma come si legge? Fozzura. Mamma mia, fozzura. Okay. Così. Infatti, am said di petole. Di petole. Di petole. Cosa sono le petole? Vediamo se qualcuno lo sa. No, lo so. Le petole sono... Le pulci, no? No. Sono i rimasugli
della cacca che si trovano soprattutto nelle mutandine dei bambini. Siamo nella cacca, chiaro? Ecco. Intanto mi sei di petole, con tutto il to trasà. Te sei una fonda inutile, buona gna da manesà. Tutto in firlorum, la paga e poi la ca. Famo plaisir. Fammi piacere. Piacere. Famo piacere. Te, basemel. 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 Te sesamo ciò castura. Tempare o sultano. Temparet o il sultano. Vuol dire mi pari il sultano. Temparet o il sultano. Temparet o il sultano. Ma te infemiga pura. Te se nasi tu tone te crepere. Arda rosì. Ma cioppa, mai alla tua minestra. A doppio fam. Sgiunfla de fo della finestra. Din più negota. Moccala. So sgiuff come un balù. Perché non sbaret sobet o candela martina? Scortela che la lingua. O te piante una papina. Kopen, pobrusen, desfeten, o rosto dulandru. Desfeten, o rosto dulandru. Disfatene, o rosto dulandru. Ciappa la quindesada, che c'è il mio cane che mi saluta qua. Benissimo, c'è posto anche per lui. Ciappa la quindesada, le proprio un gran piacere. Ogni 2 settimane, circors che sgamoer, ma questa è l'ultima. Os daga più meneghe. Maneghe por, macaco, maneghe per, macaco, mascalzù e barbelle. Rispetta chi della tomba le su l'oradel. È necessario, o stupido, tosse la ciave e i solci? Tosse la ciave e i solci? Trattate morci, calciunfete le amò il più bu marcat. Postvigamò il diritto de mur impocicat. Voi proprio col de della paga negà po a co la sit. Tote ste bale, il ciunfete noi è che i tomenade. Pervegna capo cimbalis a fa di sbambosade. Ma mette in mezzo rico e te si fu lai durci. Perfetto, va bene. Torniamo indietro, traduciamo, dai. Andiamo, torniamo. Comincio io. Sì, Rosa, ho la busta. C'ha un titolo, né? Signor Cornali? La signora della paga. La busta della paga. La busta della paga. Certo. Rosa, ho la busta della paga con dentro la quindicina. Tutta, perché stavolta non ho perso nemmeno una giornata, un giorno. E adesso sta pur certa, stopperemo qualche buco. Perfetto. Ma sai, Tone, che... Lo sai anche tu, Tone. Lo sai tu, Tone, che i soldi vanno veloci. Che trottano, certo. Trottarellando. Mangia la minestra. Aspetta che adesso la scotta. Aspetta che adesso, perché adesso scotta. Aggiungi un po' di polenta e si raffredderà. Perfetto. 290 e 280. Perché 90? Oh, mamma mia. 80. Perché mi sono così. 290 poverino, l'ho tolto 10 anch'io. Cribio, che bella somma. Che bel gruzzolo, sì. Non consolarti così in fretta. Bisogna
girare una pagina, credo, tacca. No, credo tornare indietro una tacca. Tornare indietro un po', sì. Insomma, in cima alla busta sono tanti, ma calano quando si arriva in fondo. Tassa complementare, vecchiaia, associazione, sindacati, la mutua, la disoccupazione, la forca a chi la impicca. Certo. Beh, l'erario è che so io. Tassa tubercolotica per la tubercolosi. Certo. È un tanto, ancora un tanto per cento. Tone, ti prego, smettila un momento. In fin dei conti, cosa resta? 217 e qualcosina. E adesso comincio io. Attacco con il formaggiaio. Sì, con salumiere, formaggiaio. 72,50, 83 il fornaio, senza contare quello che è stato la coda. La coda. Va bene. La coda. Di quando? Poi pota, è intraducibile. Pota, no, va bene, pota. Pota è bergamasco. Non va mica male. Avanza anche ancora qualcosina. Smettila almeno, stupido. Non farmi arrabbiare, perché brettina vuol dire non farmi illividire, non farmi diventare verde di rabbia, viola di rabbia. Ok, la legna. No, sta con te. Pollaccia. Il latte. Cos'è? La legna e il latte. La verdura. Ti porta io il massetto. Te li porta il fattore? Ah, te li porta il fattore, mamma mia. Ok, scusate. La luce, il gas, la carne, il carbone, la frittarola, sempre sentita ma hai saputo cosa significasse. La fruttivendola. Non è la fruttarola? No, frittarola in città, poi in giro trovate di tutto, anche fruttarola, ma o fruttarola, ma no, frittarola. Lo zucchero, il caffè, il sapone, i libri per la scuola, l'affitto, la mercantela, la mercanzia, la merciaia, e dove li lasci? O baciocche o stupido stolto? Allora, Rosa, è i soldi delle frange, dove li metti via nella bustina, nel salvadanaio, non vedo mai una palanca, né in grano né in farina. Non voglio dire che non vedo mai niente. Tirale fuori. Rattoppa qualche buco anche tu. Riempie qualche buco. Tu sai che i ragazzi, i bambini vanno a scuola e devono andare a cantare davanti al comitato delle signore e il potestà. Hai sentito? Hai sentito? Vorresti che la Nina restasse a casa? Allora, con quei pochi soldi delle frange, le ho comprato un grembiolino con una balza a lato. Con un fiocco, la gala. La gala, con un fiocco a lato, preciso come il manichino, figurino. Il manichino. Figurino. E per non fare più debiti ho anche peraltro per aggiunta venduto gli stracci. Benissimo. Mangiami fuori anche la casa, vendimi anche la casa con le tue stupidaggini, penso, per le chinate. Sì, benissimo. Canto pure io qualche volta con i pantaloni un po' rotti. Quando sei ubriaco canti, per giunta anche spesso.
E intanto siamo nei guai, con tutto il tuo trasandare tipico. Sì, scialare, trasandare. Scialare. Sei una donna inutile, capace solo di... neanche capace? No, non nemmeno capace di maneggiare, di amministrare. Di amministrare. Tutto in firlin firlorum non è traducibile, no, stupidaggini. È latino maccheronico. La paga e poi alla casa. E anche la casa. Paga e poi la paga anche la casa. Questo, tra parentesi, questa frase qui non è tradotta. Ah, non l'ho tradotta, mi sono sbagliata. No, non è tradotta. No. Ce n'è un'altra che invece non c'è. Poi la sì? Allora, poi... Ma io sono sbadata. Quindi ditemele queste cose. Fammi il piacere tu, baciami, sei già ubriaco a quest'ora? Sì, quel baciami lì, aspetta, quel baciami lì lo sappiamo che cos'è, vero? Sì. Va bene. Mi sembri il sultano, ma non mi fai paura. Sei nato un tone e come un tone morirai. Guarda, sta attenta Rosì. Ma scoppia, mangia la tua minestra. No, non ho più fame. Buttala pure giù dalla finestra. Non dimmi più nulla, smettila. Sono pieno come un pallone. Sono gonfio come un pallone. Sono gonfio come un pallone. Perché non scoppi subito, o cane della Martina? Sì, è intraducibile anche questo, è un modo di dire. No, tagliatela quella lingua. Accorciala, oppure ti do una sberla. Uccidimi, poi bruciami, disfati di me, o razza di Landru. Allora, prendi la quindicina. A prendere la quindicina è proprio un gran piacere. Ogni 2 settimane ci si ricorda che c'è una moglie, ci si accorge che si ha una moglie. Ma questa è l'ultima. Non ne posso più, mi annego. Ma negati finalmente, macaco, mascalzone, stupido. Barbelle, proprio farfallone. Rispetta chi sulla tomba è all'orlo. All'orlo della tomba. All'orlo della tomba. Il necessario, stupido. È necessario? È necessario, stupido, di avere con sé le chiavi e i soldi? Tra tante morti, quel ciunfete è ancora quello a più buon mercato. Posso ben avere il diritto di morire un po' incicciato, vuol dire un po' ubriachetto. Un po' ubriachetto. Devo proprio il giorno della paga negarmi la sete. È questa frase annegare. Questa annegare anche con la sete? Negare un po' con la sete. Questa frase non c'è nella traduzione. Scusatemi, vediamo, sì. Almeno io non l'ho trovata. Allora, hai ragione, non c'è. E comunque vuol dire, posso avere il diritto, poi sviga il diritto del mio rimpocicciato. Tutte queste palle, il tuffo e tutte queste paranoie sì, non sono che le tue paranoie? Sì. Per arrivare a casa e fare degli smuci da avere dell'intimità. Perfetto. Ma io? Ma io metto in mezzo il ricco e tu fischia ai tordi. Ai tordi vuol dire andrà in bianco. Bravi, guardate, questa è difficile, questa è proprio tosta. Bravi, bravissimi. Allora,
Io non so che ora abbiamo fatto, sì, abbiamo sforato un'altra volta, non ce la faccio mai a stare dentro nell'ora giusta. Comunque, vi ringrazio per essere stati tutti quanti con noi ancora. Grazie a Ida e Fabrizio che ci hanno veramente onorato della loro compagnia, anche se non siamo riusciti a sentirli, loro sono bravissimi, quindi davvero colgo il suggerimento che ha dato Nicola, mi pare, che diceva: se avete delle registrazioni fatecele avere che noi le trasmettiamo durante il corso, perché veramente sono da sentire, sono veramente veramente bravi. Ma mi ha fatto piacere che vi abbiano fatto un po' da esaminatori, perché così vi rendete conto che sapete parlare bergamasco. No, sì, no, chi ha detto no, sapete parlare bergamasco, dai, siete bravi, bravissimi. Guardate che il bergamasco è una lingua difficilissima. Di Fabrizio? Grazie. No, grazie a voi per averci ospitato, mi dispiace che non c'è stata questa, che non si sentiva, insomma, vabbè, inventeremo qualcos'altro. Allora, io non ti sento ancora, ma se tu mi senti ti dico che noi vogliamo ospitarti di nuovo, perché quando alla fine dei nostri incontri tireremo le somme, vedremo se i nostri amici sono migliorati nell'uso del loro bergamasco e voi farete i giudici naturalmente. Quindi grazie ancora per essere stati con noi, vi saluto tutti, buona serata a tutti. Bene. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Buona serata. Grazie professoressa Bonacina. Buonasera Grazie a tutti. a Grazie tutti e vi diamo appuntamento lunedì prossimo, stessa ora, 18:30. Vi saranno inviati il materiale didattico e approfitto per salutare e ringraziare Fabrizio e Ida e lancio un augurio a tutte le berga femmine per domani. Un augurio alla festa della donna. Grazie a tutti. No, non mi rifiuto, non è la festa della donna, è la giornata internazionale della donna. Non abbiamo niente da festeggiare, ne fate fuori una ogni 5 minuti. Mamma mia, quello purtroppo sì. È terribile questa cosa. Comunque grazie per gli auguri. Niente. Grazie ancora a tutti. Buonasera Mauro. Grazie. Buonasera Silvana. Ciao. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao. C'è ancora Michele o non c'è più? No, chiedi se c'è Michele. No, non c'è.